Ciao amiche ed amici e bentornati sul mio canale. Settimana scorsa ci sono state un po' di polemiche relative ad un video realizzato dal maestro Davide Civitiello sulla cottura mista padella grill. Alcuni utenti lo hanno insomma accusato di aver copiato il metodo combo. Io stesso ho realizzato un video per cercare di capire se questo video si fosse davvero ispirato al metodo combo, ma diversi utenti sostengono che il metodo combo sia in realtà un qualcosa di esistente da almeno 10, 20, 30 anni, 40 anni, insomma da sempre. Quando è stata inventata la pizza è stato inventato il metodo combo. Per cui mi sono messo un po' a scavare tra i video di YouTube ed in effetti ho trovato un qualcosa. A dire la verità è stato segnalato proprio da un utente come commento al mio video, mi ha fatto notare che esisteva già un video della cottura padella grill, addirittura del 2014, e realizzato niente proprio di meno che dallo chef più famoso del mondo, Gordon Ramsay. Allora ragazzi, che ne dite se guardiamo insieme questo video di Gordon Ramsay e vediamo di cosa si tratta? Se è davvero copiato la ricetta di Gordon Ramsay e il suo metodo. Vediamolo subito. Allora, il video in questione si chiama How to Make Margherita Pizza at Home. È un video che ad oggi, dopo circa 5 anni, ha totalizzato la bellezza di 4.262.000 visualizzazioni. Insomma, questo video da solo fa quasi tutte le visualizzazioni del mio canale. Beh, ma parliamo dello chef più famoso al mondo, ci mancherebbe altro. Bando alle ciance e guardiamolo insieme. Ok, pronti via, dice di aggiungere così del lievito a caso. Immagino e voglio sperare che esista una ricetta da qualche parte, perché non dice quanto lievito, quindi non dice in realtà quante ore. Vabbè, comunque non voglio commentare ancora nel dettaglio, vediamo che cosa combinerà. Lo zucchero per far risvegliare il lievito. Allora aggiunge della farina in una scodella, mette l'olio e poi l'acqua con il lievito, comincia a mescolare. Poi bisogna continuare a impastare su una superficie con su della farina fino a quando l'impasto non diventa morbido e bello liscio. Ok, lo mette in un contenitore, lo copre e lo mette a crescere. Attenzione, attenzione, qua ho visto una cosa Gordon, che stai combinando? Allora, ok, prima di tutto volevo farvi notare, come si evince dal mio famoso video dei 12 errori, che in realtà non è proprio un bene far crescere la pizza senza, ecco qua, senza coprirla per bene, senza isolarla dal contatto con l'ossigeno. Vedete queste macchiette qui? Questa in realtà è la farina che si sta seccando, insomma quest'area su cui c'è la farina si sta seccando e di conseguenza questa parte qui dell'impasto sarà più dura, quindi sarà difficile da stendere poi ad un certo punto, perché questa si è seccata. Però vediamo dove vuole arrivare. No! Ok, dice di premere e di schiacciare per far uscire l'aria, l'ossigeno dall'impasto, mentre invece noi sappiamo che l'ossigeno deve rimanere, perché con quello poi faremo il cornicione. Ma vediamo come lo fa il cornicione, se fa il cornicione. Ok, lo rimette sulla superficie e fa le... ok, sta facendo lo staglio. E stende direttamente la pizza dopo lo staglio. Oh, ok. Allora aggiunge dell'olio d'oliva alla padella e si vede qua, guardate, e non ne ha messo nemmeno poco. Quindi in realtà lui stesso non si fidava della padella, quindi ha fatto questa cottura in padella senza fidarsi della padella antiaderente. Quindi in realtà lui adesso cosa sta facendo? Sta friggendo in teoria la pizza, o meglio, probabilmente se la padella non va in temperatura, se non è andata in temperatura, ungerà soltanto la parte di sotto della pizza, lasciandola unta, senza nemmeno friggerla poi tutto sommato. In realtà è da provare l'effetto che fa. Ok, sta stendendo in un certo modo. Ok, vedete, si vedono benissimo le goccioline qui dell'olio. Lo faccio rivedere. Vedete qua
ce n'è abbastanza. Ok, appena comincia a fare le bolle, bisogna mettere un po' di passata. Beh, questa almeno sembra fatta bene. Mozzarella, la prende fresca e la mette su. Sappiamo bene che in realtà andrebbe tagliata prima o perlomeno fatta seccare un po' prima di metterla, altrimenti poi rilascia tutta l'acqua. Però vediamo dove vuole arrivare. Ok, fermi tutti, ecco qua. Signore e signori, ho copiato il metodo di Gordon Ramsay, a quanto pare, con la differenza che il fondo della padella sta ad almeno 10 cm dal grill. E infatti sta usando il grill come lo usereste per ripassare il pollo e per fare la parte superiore croccante. Infatti questa non è pizza. Riguardiamo da qua. A parte, vabbè, una margherita così con rosmarino, ma lo dici che comunque è una versione sua particolare. Non discuto, per l'amor di Dio, se no qua va a finire che mi attaccano, che mi sono permesso di dire che la pizza di Gordon Ramsay è strana, è quantomeno strana. Pure la lovo, anch'io l'amo. Allora, guardate qua, questo è il cornicione. In realtà lui il grill veramente lo usa per tostare la pizza, che guardate il colore qua. L'ha lasciata sotto al grill almeno un 5-6 minuti. Poi non dice nulla relativamente alle temperature. Lo fa forse per far sciogliere la mozzarella. Però in realtà forse la pizza del maestro Civitello è rimasta pure di più, perché questa qua sembra più bianca, anche se ad onor del vero qui è tagliata molto grossa, l'ha strappata con le mani, quindi in teoria, pur lasciandola 5 minuti la pizza sotto al grill o più, in realtà la mozzarella impiega di più a sciogliersi perché parte da un pezzo più grande. Quindi forse è per questo che ha strappato la mozzarella e ha messo dei bocconcini giganteschi. A me sembra in effetti una pizza che è stata fatta al grill per rosolare, insomma, non mi sembra una pizza cotta. Comunque, ragazzi, questa è la pizza di Gordon Ramsay, questo è il metodo di Gordon Ramsay, il metodo di cottura. A questo punto lascio a voi il giudizio se ho copiato il metodo di Gordon Ramsay. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questo video e se davvero ho copiato il metodo di Gordon Ramsay, perché a sto punto, se ho copiato Gordon Ramsay e non l'ho citato nel mio video, il fetente a sto giro sono proprio io. Ok ragazzi, allora like se vi è piaciuto il video, altrimenti dislike. Lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, cosa ne pensate magari anche della pizza di Gordon Ramsay. Ovviamente iscrivetevi al mio canale, attivate le notifiche, premete sulla campanella per ricevere un video tutte le volte che ne pubblico uno. Per ora è tutto e alla prossima, ciao! Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!